all'interno della Sagra del Nether, oramai da 9 anni, c'è anche il Festival La Fiuma. Quindi questa concomitanza di eventi fa sì che effettivamente abbiamo le strade, le vie, le piazze di San Benedetto piene di gente. Oggi siamo molto felici, stanno per partire gli spettacoli del pomeriggio, quindi avremo trampolieri, avremo uno spettacolo con dei performer incredibili che creeranno un'architettura di steli e il pubblico parteciperà e entrerà all'interno di questa struttura. E poi avremo gli classici spettacoli di burattini e marionette, tanto divertimento, in più tutte le bancarelle per lo shopping. Non dimentichiamo i sapori della nostra tradizione che sono valorizzati all'interno dello stand gastronomico e dei nostri ristoranti. Io vengo da Padova apposta per voi oggi e vi racconterò la storia di una bambina che si chiama Costanza. Costanza oggi compie 6 anni. Quanti di voi hanno 6 anni? 7! Chi offre di più? 8, 7, 10, 9 addirittura! Tutti voi lo sapete che il giorno del compleanno si fa una festa, no? Ecco, anche a casa di Costanza si è fatto la festa e quel giorno lì le hanno regalato un cappuccetto rosso. Oggi vediamo lo specchio magico, che è volutamente un miscuglio tra le fiabe classiche che tutti i bambini riconoscono e con le quali è facile identificarsi nei personaggi, però appunto questo specchio magico riesce a mescolare le carte, per cui una si intreccia nell'altra. Riconosciamo Pinocchio, Hansel e Gretel, qualcosa di Cappuccetto Rosso, di Biancaneve e i 7 nani. Insomma, la fine però è solo grazie ai bambini che avremo la soluzione di tutto ciò che succederà. Accidenti! Ha mangiato una mela avvelenata? No! Una strega addirittura? Coraggio! Cosa posso fare? La magia, si fanno incantare ancora da tutto ciò che è appunto magico, che ha un qualcosa che è riconoscibile a livello più profondo, più, come dire, più animico, veramente. E quindi viene fuori la loro umanità che affonda in radici molto antiche e tutti noi abbiamo ancora quelle radici lì e quindi vengono semplicemente risvegliate. Una mela avvelenata! Adesso! Sì! È stata la strega! Ecco, che cosa bisogna fare in questo caso? Semplice! Bisogna trovare un principe! Un principe? E dove lo troviamo un principe? Semplice!